I 12 giorni della terza battaglia di El Alamein, che nell'ottobre del 1942 segnò la svolta della guerra d'Africa e del secondo conflitto mondiale, rivivono in una mostra a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. Ha il senso di proporre a tutti i cittadini veneti il recupero di una pagina di storia spesso tralasciata, ritrovare una memoria condivisa su quelli che furono i sacrifici e il valore del soldato italiano e dei nostri padri. Le immagini che costituiscono il cuore della mostra ripercorrono le vicende belliche e umane, in particolare italiane, che hanno interessato questo settore del Nord Africa nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La mostra ha aperto i battenti negli stessi giorni in cui 76 anni fa si combatté l'ultima delle tre battaglie che videro contrapporsi italiani e tedeschi da un lato e britannici dall'altro. Avrebbe dovuto essere una battaglia rapida, dato l'enorme disparità di forze tra alleati e asse, invece è una battaglia che dura 12 giorni e sono 12 giorni di strenue lotte, di combattimenti, di perdite ingenti che si concludono poi al 4 di novembre con la rotta al fronte a nord. L'esito della battaglia fu dunque determinante per la campagna nordafricana e per le sorti dell'intero conflitto.